conferenza stampa Rino Amendola traccia a grandi linee le attività svolte in questo anno. Il freddo non lascia Agrigento, nevicate al di sopra dei 700 metri. Dal demanio al comune la torre Carlo V cambia proprietario. Basket, bene la Fortitudo contro il Biella, calcio, test positivo per l'Acragas che vince il Casteldaccia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura alla conferenza stampa del Genio Civile. Il capo Rino Amendola presenta in conferenza stampa gli esiti dell'attività svolta in questo 2019. Sentiamo. Conferenza stampa stamani dell'ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Amendola, per illustrare gli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno nei vari settori, che al di là del rilancio degli studi degli ipogei ha promosso un notevole processo di semplificazione burocratica, oltre che a una proficua adozione di una piattaforma informatica che permetterà di velocizzare le istanze, i progetti e le autorizzazioni. E fattore molto importante l'avvio di un monitoraggio senza precedenti sullo stato di conservazione ed efficienza dei ponti ricadenti lungo le nostre strade provinciali, circa 150, e alla messa in sicurezza nella sua fase successiva. È stato un anno molto intenso durante il quale abbiamo raggiunto una serie di obiettivi, al di là dell'aver rilanciato lo studio sulla rete ipogeica. All'unisono con il Dipartimento Regionale Tecnico abbiamo promosso un notevole processo di snellimento delle procedure, grazie al quale oggi i cittadini che devono costruire piccole verande, piccole tettoie o un muro di recinzione non devono più aspettare l'autorizzazione del Genio Civile, ma basta che facciano una semplice comunicazione. A questo si aggiunga che durante l'anno abbiamo adottato una piattaforma informatica su cui oramai progetti, autorizzazioni, istanze viaggiano davvero in modo veloce. Questo a vantaggio dell'utenza e a vantaggio di una ripresa dell'edilizia che costituisce un settore fondamentale per la nostra economia. Poi quest'anno abbiamo avviato un monitoraggio senza precedenti sullo stato di conservazione e di efficienza strutturale dei nostri ponti, i ponti delle nostre strade provinciali, e questo monitoraggio è finalizzato a individuare le criticità che verranno rilevate dai professionisti incaricati, che saranno poi superate da una serie di interventi che la Regione intende portare avanti per mettere in sicurezza l'intero sistema infrastrutturale. Sono 150 i ponti che saranno verificati da qui a poco per le procedure che abbiamo avviato al Genio Civile. Poi dal punto di vista idrogeologico abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo redatto nel corso dell'anno ben 18 progetti per la pulizia dell'alvo di altrettanti torrenti. Molti di questi sono stati già realizzati e devo dire che i risultati sono ottimi. Siamo orgogliosi infatti del fatto che il sistema idrografico della provincia di Agrigento abbia tenuto bene alle prime piogge, che sono le piogge più importanti, quelle autunnali, quindi non ci sono stati gravi danni, non ci sono stati gravi esondazioni, e questo per noi è motivo di orgoglio. Infine, per quanto riguarda le grandi opere pubbliche, abbiamo creato un canale preferenziale per una istruttoria veloce delle pratiche, grazie al quale abbiamo sbloccato lavori importanti per il nostro territorio, come quelli che hanno consentito la riapertura della cattedrale, come quelli che hanno consentito l'avvio dei lavori per la ricostruzione del ponte Petrusa o il consolidamento del ponte Morandi, come quelli che da qui a poco consentiranno anche la metanizzazione del comune di Favara. Quindi un anno assolutamente positivo, grazie alle proficue sinergie che si sono stabilite tra ufficio provinciale del Genio Civile e struttura centrale, quindi Dipartimento Regionale Tecnico e Assessorato alle Infrastrutture. Devo però ringraziare anche e soprattutto i dipendenti di questo ufficio che durante l'anno hanno lavorato con sagacia, con professionalità, con passione e con grande senso di responsabilità. Temperatura in picchiata, freddo e gelo.
Nell'Agrigentino, Cammarata e Santo Stefano Quisquina salutano il 2019 imbiancate, fiocchi di neve per una domenica all'insegna della magia. Il grande freddo non andrà via per almeno qualche altro giorno, le temperature non saliranno oltre i 10 gradi. Il personale tecnico e stradale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento raccomandano ai cittadini delle aree interne di prestare la massima attenzione nel percorrere le strade provinciali, in particolare nelle ore serali e notturne per il rischio ghiaccio sulle carreggiate. Anche per la giornata di oggi, infatti, il Dipartimento regionale di protezione civile prevede il rischio di nevicate al di sopra dei 700 metri di quota nell'area centro-settentrionale della Sicilia. La torre Carlo V di Porto Empedocle è stata ceduta al comune della città marinara. Vediamo. È una giornata storica per la nostra città, è davvero un bel regalo di fine anno, perché finalmente lo Stato, nella persona del comandante Fusco, ci dà la disponibilità piena, ci consegna la torre di Carlo V, la consegna alla città che da me è rappresentata e evidentemente noi siamo orgogliosi di averla, perché è il simbolo, è la torre attorno a cui è cresciuta questa comunità, si identifica la nostra cittadina e evidentemente vogliamo poterla destinare alla fruibilità della comunità locale, ma di chiunque voglia poterla venire a visitare. E già abbiamo avuto un vertice con la sovrintendenza, con l'autorità portuale e con la capitaneria per la destinazione futura a musealizzazione attinente al mare, in modo tale che da renderla anche attrattiva per i futuri traffici crocieristici che a breve dovrebbero coinvolgere la nostra città. Quindi è un bellissimo momento anche di prospettiva futura che a fine anno riusciamo a concretizzare. Ringrazio anche gli uffici, l'ingegnere Maiorino che personalmente si è intestato questa procedura per lunghi anni che si va dietro. Finalmente riusciamo a concretizzarla, la dazione al comune di Porto Empedocle. Oggi è un momento molto importante per la città di Porto Empedocle, perché come amministrazione marittima abbiamo suggellato un passaggio di consegne della torre Carlo V. Quindi la torre Carlo V da oggi è stata consegnata al comune di Porto Empedocle, che potrà realizzare il progetto di renderla museo del mare, quindi attinente a quello che è la funzionalità dello stesso sito. Noi siamo molto felici di questo, perché ci rendiamo conto che la città ha bisogno di segnali positivi e riteniamo che questo sia un momento veramente importante di comunione tra l'amministrazione comunale e l'amministrazione marittima, che ben volentieri con questo atto dà la possibilità al comune di poter provvedere a tutto quello che è necessario per rendere ancora più fruibile e per tutti i cittadini, non solo di Porto Empedocle ma dell'Italia, di un bene così importante qual è la torre Carlo V. Le spiagge Babbaluciare e Maddalusa a San Leone, frazione balneare di Agrigento, sono del tutto invase dai rifiuti. Questa è la segnalazione dell'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo. I rifiuti sono stati restituiti dal mare al mittente, si legge in una nota stampa. Si tratta di diverse tonnellate di legname e canne miste a plastiche di ogni tipo, frigoriferi e bottiglie di vetro. Insomma, c'è di tutto. Nelle prossime settimane i volontari di Mare Amico, insieme con i cittadini di Agrigento, cercheranno di mettere in sicurezza questi rifiuti e raccogliere il possibile, ma senza l'aiuto delle istituzioni sarà un lavoro pressoché impossibile da realizzare. Pertanto chiediamo un aiuto concreto al Presidente della Regione Sicilia Musumeci, sempre sensibile nel cercare di risolvere i problemi ambientali per liberare queste spiagge dai rifiuti prima che ritornino in mare. Presentata la nuova sede Palazzo Borsellino in via Atenea d'Agrigento dell'Università Telematica Pegaso e l'offerta formativa dei corsi di laurea di formazione e perfezionamento. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Conferenza stampa stamani per illustrare il progetto Pegaso per la cultura, ideato specificatamente dalla sede universitaria Pegaso di Agrigento, che nasce dall'idea di valorizzare uno dei palazzi più belli del centro storico della città, sia in termini di conoscenza degli spazi pregiati della città che in quelli di socializzazione culturale con i cittadini, nell'ambizione di poter fare diventare la sede un preciso asse di obiettivi, un'istituzione culturale riconoscibile e fruibile. Il progetto Pegaso per la cultura intende così garantire la fruizione degli ampi spazi di Palazzo Borsellino per l'organizzazione a titolo gratuito di un ricco cartellone di eventi culturali proposti da istituzioni, associazioni e cittadini. Sarà possibile inoltre proporre e concordare con l'organizzazione presentazioni di libri, conferenze, dibattiti, rispettando un target di alta qualità, tanto nelle proposte che nella scelta, a insindacabile giudizio della direzione. Pegaso ad Agrigento con degli obiettivi ben precisi, ecco quali? Diciamo che la rivoluzione digitale ha colpito senz'altro anche la formazione universitaria, dunque le nostre università Pegaso e Mercatorum mirano quindi a creare quelli che sono gli obiettivi diciamo, di innovazione necessari per le aziende e per i singoli, creando quindi una formazione universitaria quasi come un abito cucito su misura, ovvero diciamo che il lifelong learning ormai è presente su tutti gli ambiti, dunque l'università non può essere esente da questo ambito, deve creare le competenze, le necessità che servono alle aziende per crescere e per dare comunque una prospettiva di futuro e di innovazione anche nell'ambito della formazione. Però tutto ciò creando una sinergia diretta con quello che è diciamo, l'ambito fisico. Infatti Pegaso è presente su tutto il territorio nazionale con circa 80 sedi d'esame fruibili per, diciamo, per i nostri studenti e con un'alta ambizione che va anche all'internazionale. Pegaso ha anche un livello internazionale, un obiettivo sicuramente di alto valore, quale? Abbiamo anche un'altra università che si chiama Pegaso International che mira a creare delle competenze a livello internazionale, ovvero una necessità ormai legata anche alla globalizzazione è quella di creare dei titoli che possono essere fruibili e utilizzabili su tutto il Commonwealth. Quindi Pegaso International sta facendo questo, dà la possibilità a chi ha un titolo di poterlo sfruttare a livello europeo e anche internazionale. Un altro progetto ambizioso del nostro gruppo è quello del Principe di Napoli, che è un'università dell'enogastronomia, la prima nel sud Italia, che mira a creare delle competenze nell'ambito gastronomico e anche di conseguenza culturale legato a quello che è diciamo, il nostro plus italiano, ovvero la cucina. Beniamino Biondi qui a Pegaso, perché Pegaso vuole essere anche un polo di aggregazione culturale per tutta la città e la provincia. Sì, tra le ambizioni di Pegaso, sede universitaria che è stata presentata alcune settimane addietro, vi è anche la grande ambizione di potersi aprire alla cultura della città. Stamani si è presentato il progetto Pegaso per la cultura che intende proprio offrire i locali prestigiosissimi del Palazzo Borsellino, sito lungo l'asse della Via Atenea, uno dei palazzi più prestigiosi e antichi della città, per l'organizzazione di alcuni eventi culturali, soprattutto nei termini di presentazione di libri, dibattiti e conferenze. A giudizio della direzione sarà possibile concordare questi eventi con la cittadinanza creando un anello di congiunzione necessario per tutta la cultura agrigentina. Talvolta negli anni si è sempre lamentato dal punto di vista degli operatori culturali o delle associazioni la mancanza di spazi pubblici o comunque gratuiti per l'organizzazione di eventi culturali. Ecco, Pegaso offre proprio questa opportunità, la gratuità di questi spazi per organizzare eventi che chiaramente debbono rispondere ad un target di alto livello. In qualche modo la socializzazione della cultura servirà non soltanto per l'elaborazione di una migliore offerta didattica dentro Pegaso, ma anche per arricchire e impreziosire la vita culturale di Agrigento tutta. Quindi un contatto direttamente col territorio? Sì, assolutamente un contatto col territorio, è proprio l'ambizione che vuole avere Pegaso, non vuole essere una sede universitaria mascherata, ma vuole essere una sede assolutamente pubblica, visibile, che possa interagire quanto più possibile con i cittadini. L'ambizione è quella di far diventare questa sede una vera e propria istituzione culturale di tutta la città. Raccolta dei rifiuti ad Agrigento, niente stop nei giorni festivi. Da oggi 30 dicembre fino al prossimo 6 gennaio infatti non ci saranno modifiche. Il raggruppamento temporaneo di imprese, sede, SEA ed Ecoin ha infatti reso noto che la raccolta rifiuti verrà operata secondo il calendario normale anche il 1 gennaio, giorno di Capodanno, e anche lunedì 6 gennaio per la festività dell'Epifania.
Il coordinatore del movimento Mani Libere di Agrigento, Giuseppe Di Rosa, invita il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, a sospendere fuochi d'artificio nella notte di Capodanno. Di Rosa afferma: Firetto annulli lo spettacolo pirotecnico e spenda i soldi per i servizi alla città, mentre in moltissime città siciliane della penisola, ad iniziare dai capoluoghi di provincia come Messina e Catania, raccogliendo un accurato appello divulgato da varie associazioni ambientaliste e animaliste, i sindaci vietano i botti di Capodanno e addirittura la loro vendita. Ad Agrigento il sindaco Firetto procede esattamente al contrario, pagando peraltro i botti di Capodanno con la tassa di soggiorno turistico, violandone, scrive Di Rosa, la destinazione. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. In scena al Museo Griffo di Agrigento Villa Amalgiocondo, con drammaturgia e regia di Gaetano Aronica e Giovanni Volpe, il servizio di Margherita Trupiano. Un teatro di sperimentazione vicino al pubblico e ricco di personaggi che partono da Pirandello e vanno oltre, con la follia al centro, che parla e racconta storie e situazioni. Si è espressa in questo modo la indubbia genialità di Gaetano Aronica, attore e regista, che insieme a Giovanni Volpe ha messo su la riuscita pièce teatrale Villa Amalgiocondo, inscenata sabato sera nella Sala Zeus del locale Museo Griffo da un ottimo cast di attori agrigentini, con in testa un sempre applaudito Andrea Tidona. Nasce dal cuore, nasce da questo bellissimo gruppo di attori agrigentini e della provincia e ovviamente ci siamo divertiti a giocare anche con i sentimenti, ma mi pare che la gente abbia bisogno di tanti sentimenti, di tante emozioni. L'ho detto, ci si sente più buoni, il teatro deve uscire fuori dal teatro e parlare ai cuori, se no è una cosa totalmente inutile e non ci piace. Grazie. Giussi Carreca, una delle protagoniste, come ha vissuto questo ruolo? Una grande emozione, questa è una sperimentazione teatrale assolutamente riuscita e quindi per me ha rappresentato qualcosa anche di diverso dai canoni ai quali sono abituata e va bene così. Beh, io dico che abbiamo lavorato tantissimo anche durante le vacanze di Natale, non ci siamo risparmiati, però è uscito un lavoro secondo noi fantastico, spero anche secondo il pubblico, e penso che infatti adesso ci ricovereremo sul serio, perché dopo 2 spettacoli Andrea Tidona ha dato un grande contributo. Andrea è un grande amico, per me è indivisibile, una persona, ormai non riusciamo a fare cose separate, se non quando ci chiamano in altri ambiti, per cui è sempre un piacere, lui gli si dovrebbe dare la cittadinanza onoraria. Andrea lo ringrazio sempre, poi è un attore bravissimo dal quale imparo sempre, perché da quale impariamo tutti, veramente un esempio anche di semplicità e di umiltà, oltre che di talento. La cosa più bella, buonasera, è vedere che il pubblico rimane. Cioè, mentre noi parliamo è passata mezz'ora dalla fine dello spettacolo, ma la sala è piena. Se fate un'inquadratura, questa è la cosa più bella, perché l'ho detto anche prima, non mi piace parlare bene di me stesso, è una cosa che detesto, mi piace che la gente parli bene e anche male quando è necessario. E adesso qual è il futuro di Villa Amalgiocondo? Secondo me avrà un grande futuro, perché sia il direttore Tirinocchi della Fondazione sia il direttore Sciarratta dell'Ente Parco, che hanno contribuito a realizzare questo progetto, mi sono sembrati veramente non solo molto contenti, ma anche, come dire, si sono trovati dentro una situazione di grandissimo entusiasmo, che credo sia un lancio importante, un battesimo importante. Perché non possiamo girare? Uno spettacolo di assoluta attualità e modernità, come ha detto Giussi, di sperimentazione. E noi quella vogliamo fare. È un modo fuori dalla tradizione, fuori dai pirandellismi di cui non se ne può più, francamente, perché certe volte uno dice fanno il berretto a sonagli, ancora il berretto a sonagli, ma dopo che peraltro l'hanno interpretato Randone, Turiferro, Paolo Stoppa, con tutto il rispetto per quelli che lo fanno adesso, o c'è una ragione speciale, particolare per farlo, o se no astenetevi. Ecco, questo è un tentativo di proporre Pirandello in un modo più disarticolato, scardinato, e dimostrare, oserei dire, che malgrado questo la sua potenza, il suo genio, la sua poesia, la sua filosofia arrivano lo stesso, e arrivano, anzi non è arrivano lo stesso, arrivano di più, perché finalmente c'è un modo, io sono convinto, è un modo che a lui sarebbe piaciuto molto, perché tanti Pirandelli che sono in giro si annoierebbe lui, secondo me. Devo dire intanto straordinario, sono ancora con i vestiti di scena, insomma, questo spettacolo
è stata la prova che la Fondazione Pirandello può collaborare con il territorio e può uscire, anzi deve uscire nel territorio, e questa è una di quelle situazioni in cui l'esperimento non è riuscito, è riuscitissimo. C'è stata questa idea drammaturgica di mischiare insieme varie situazioni e poi di incollarle con una drammaturgia assolutamente nuova, non necessariamente pirandelliana, ma dentro cui Pirandello è tutto. Ora la cosa importante è che si sta sviluppando questa idea di collaborare, di essere presenti e di promuovere il territorio. Siamo contenti tra l'altro di aver cominciato proprio in questa dimensione di museo archeologico strepitoso, in cui tra l'altro è la Fondazione che propone il proprio spettacolo, e speriamo che vada avanti, perché penso che con il proseguo del tempo possano ancora vedersi degli esperimenti di cui gli agrigentini debbano saper godere. È la prima volta che un luogo come il museo archeologico si confronta con il teatro, una bellissima esperienza che abbiamo fatto con la Fondazione, di cui ne siamo grati per aver portato uno spettacolo nuovo all'interno di questa struttura museale. Da ripetere senz'altro, abbiamo già in cantiere molte cose per il 2020, che sarà un anno particolare, si festeggiano i 2600 anni di nascita della città e il parco archeologico si è attrezzato per avere un anno particolare pieno di spettacoli e attività di questo genere. L'Associazione Culturale Tarmura di Girgenti, presieduta da Biagio Licata, lo scorso 12 luglio, in occasione della quarta edizione dell'evento San Calogero abbraccia la Valle dei Templi, ha raccolto 5.560 euro per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali a favore del reparto di pediatria dell'ospedale di Agrigento, diretto da Giuseppe Gramaglia. Adesso è stato ufficialmente consegnato tutto il materiale acquistato al reparto. Vediamo. San Calogero abbraccia la valle, l'evento che il 12 luglio si è tenuto ai piedi del Tempio di Giunone, organizzato dall'Associazione Tarmura di Girgenti con il patrocinio del Parco Archeologico Valle dei Templi e dall'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo di Palermo e la preziosa collaborazione dell'Associazione Amadiabbe. Sono stati raccolti, grazie ad Agrigento, che a me piace sempre definire capitale della solidarietà, 5.600 euro che sono stati consegnati al primario dottore Gramaglia qui in pediatria. Sì, sono stati 5.600 euro che sono serviti a comprare delle apparecchiature elettromedicali. Abbiamo comprato un computer, una stampante, l'impedenzometro che serve per valutare il contenuto di liquidi nei bambini obesi, abbiamo comprato un oftalmoscopio, abbiamo comprato un otoscopio, abbiamo comprato anche una stampante laser. Tutte queste cose sono state permesse da questa raccolta, sicuramente un fatto positivo di collaborazione tra territorio e istituzione sanitaria, e questo mi fa gioire molto, perché vuol dire che al reparto di pediatria non solo ci sono i bimbi degenti, ma c'è anche l'intera provincia che pensa per la sua crescita, per la sua valutazione professionale e sicuramente per un momento anche di solidarietà che è bello ricordare, soprattutto in questo periodo di festività natalizia. Io devo dire grazie ad Agrigento per la solidarietà, noi ci occupiamo di bambini diabetici e con Giuseppe siamo stati pionieri per far nascere l'ambulatorio di diabetologia pediatrica all'interno del reparto. È un ambulatorio che funziona, non ci fermeremo, continueremo sempre e stiamo aprendo le porte anche alle nuove tecnologie. Grazie Agrigento. Ringrazio pure gli artisti che hanno fatto parte all'evento, da Sasa Salvaggio e di Oscuri, il quintetto di fisarmonica, Pablo Arrego, c'era Silvio Schembri, l'inviato delle Iene, Dario San Martino e Aldo Passarello, quindi davvero grazie di cuore per quello che avete fatto, 5.600 euro donati per una giustissima causa. Petizione lanciata per scongiurare la deportazione in Calabria di 200 cani randaggi ospitati nei rifugi di Messina. I particolari nel servizio.
Lo scorso novembre il Comune di Messina aveva pubblicato un avviso per l'affidamento dei servizi del canile Rifugio per i Cani di sua proprietà. Il bando, che presentava anche diversi punti interessanti e condivisibili, aveva però alcune criticità che l'NDC ha fatto presente al dirigente e al sindaco con una lettera firmata dalla Presidente nazionale. In particolare viene contestato il criterio di assegnazione che prevedeva la scelta in base al prezzo più basso, chiedendo al Comune di rivedere i termini del bando e valutare l'economicità dell'offerta non soltanto sulla base del ribasso, ma anche tenendo in considerazione la qualità del servizio offerto, come del resto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità numero 5 del 14 maggio 2001. Assessore, gestione dei cani sul territorio cittadino, sia quelli nelle strutture del Comune sia quelli affidati alle associazioni. Facciamo il punto della situazione, si va verso una gestione immaginiamo migliore rispetto al passato. È stato fatto un bando un po' in contrasto con l'amministrazione, fra il dirigente e l'amministrazione, perché l'amministrazione aveva dato delle indicazioni ben precise. È stato effettuato un bando soltanto per 5 mesi che interessa a tutti i cani presenti sul territorio comunale di proprietà del Comune di Messina. Un bando che è stato fatto con un'offerta a ribasso, cosa che abbiamo contestato in quanto ritenevamo più opportuno fosse stata realizzata una soluzione con l'offerta economicamente più vantaggiosa che avrebbe garantito maggiormente il futuro di questi animali. Noi stiamo cercando, io ho chiesto personalmente oggi al segretario generale di intervenire sulla questione, di accertare la correttezza degli atti, di verificare il tutto e eventualmente adottare dei provvedimenti correttivi con i poteri del segretario generale. I partecipanti mi risulta che fossero 3, una è stata esclusa per una incongruenza nelle dichiarazioni presentate sulla documentazione e sui dati, e le altre 2 che sono state ritenute idonee sono il canile Mille Musi di Messina e un altro canile della Calabria, di Taurianova. In base a tutte e 2 le offerte sono state effettuate, adesso bisogna fare tutti gli accertamenti e le verifiche, passeranno circa 60 giorni prima che si completi tutto l'iter, dopodiché ci sarà l'aggiudicazione definitiva per la gestione di questi cani. Io auspico che in questo frangente si trovi la soluzione più idonea invece per garantire il benessere di questi animali, trovando le soluzioni appunto alternative che facciano sì che i cani possano trovare una destinazione più idonea anche per il corretto controllo e la gestione da parte del Comune. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Il cannolo resta croccante, il CNR inventa la scorza resistente. Vediamo. Chi ama la Sicilia ama anche i suoi sapori e certamente il cannolo è uno dei simboli dell'isola. Esistono tantissimi gusti, ma quello classico e più amato è quello alla ricotta. Spesso però può capitare di trovare la scorza poco croccante a causa del rilascio dell'acqua da parte della ricotta. Il cannolo, senza la sua scorza croccante, perde il gusto. Adesso il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha scoperto il sistema per rendere la scorza croccante per diverse ore. Il nuovo metodo, che permette di mantenere croccante l'involucro del dolce siciliano, famoso in tutto il mondo, è stato battezzato Ruggero, in onore di Ruggero II, incoronato a Palermo, primo re di Sicilia, quasi 1000 anni fa. Grazie ad un sottile strato di glicerina idratata e collocata fra la crosta e la crema di ricotta, si impedisce alle proteine del siero del latte, presenti nella ricotta, di emulsionare lo strato di grasso che ricopre la scorza, in margine alla frittura. La scorza resterà così croccante per molte ore. Il team del CNR di Palermo, guidato da Mario Pagliaro, con l'ausilio di una piccola quantità di glicerina, un prodotto naturale, che viene usato per ricoprire la parte interna della scorza prima della farcitura, permette al cannolo di rimanere croccante anche a distanza di 12 ore dalla farcitura. Buon test per l'Acragas nel pomeriggio di ieri contro il Casteldaccia. La truppa di mister Vullo si è imposta per 2-0. Carmelo Lentini. Grazie alla rete di Caternicchia e Taormina, l'Acragas di Totovullo supera la Volenterosa e Casteldaccia nel galoppo che si è disputato domenica pomeriggio allo Stadio Seneto. I tecnici di entrambe le squadre hanno avuto l'opportunità di mettere in campo le rispettive rose di giocatori a disposizione. Il Casteldaccia, che milita nel campionato di promozione Girone A, ha destato un'ottima impressione. Il test congiunto si è giocato dinanzi ad un centinaio di infreddoliti spettatori assiepati in tribuna coperta.
Adesso l'appuntamento con la ripresa del campionato è per domenica prossima 5 gennaio con l'Acregas impegnato sul campo del Mazara, ma vediamo come si presenteranno le squadre ai nastri di partenza dal prossimo girone di andata. Attualmente con 37 punti comanda il dattilo di mister Ignazio Chianetta, che dopo 10 vittorie consecutive ne ha pareggiate una e perso 2 volte in trasferta, mentre in casa ha fatto sempre il pieno. L'Acregas è unica squadra imbattuta del girone, nonostante i 4 punti di ritardo. Con il mister Totovullo alla guida punta decisamente a vincere il campionato, per cui si prevede un'aspra battaglia alla quale, per inciso, parteciperà anche il Canicattì di Pippo Romano, che attualmente accusa 5 punti di svantaggio dalla vetta. Al quarto posto in zona playoff con 25 punti un terzetto. Il Castellammare, buono il suo campionato, il Geraci, che era partito sparato, e la Sanga Taldese in forte ripresa, nonché finalista regionale di Coppa Italia, dove incontrerà il Giarre. Senza infame e senza lode il campionato dello Sporting Vallone e della Parmonval, che ha vinto 2-0 il recupero di Monreale, mentre hanno fatto registrare più bassi che alti il Misilmeri e il Mazara. Finora deludente il cammino della Pro Favara, del Cussi Palermo, della Cefaledium in lotta per la salvezza, mentre Monreale e San Giro San Giorgio si batteranno per evitare la retrocessione, diretta alla quale sembra essere già condannato l'Alcamo. Ma il campionato il girone di ritorno è tutto da vivere e quindi ancora nulla è scritto. È stata giocata la 15ª giornata del campionato di basket di Serie A2, la Fortitudo vittoriosa contro il Biella. Vediamo. Coach, che partita è stata? Una partita dove bisogna fare i complimenti a Davis Cagnardi, che è un ottimo allenatore e fa giocare benissimo la sua squadra. Noi siamo stati nervosissimi, come ci è capitato raramente, abbiamo perso più tempo a protestare, e ad avere screzi tra di noi, con gli arbitri e tutto quanto, e abbiamo permesso ad Agrigento di giocare la loro pallacanestro e quindi buttiamo via una trasferta. È un gran peccato, chiedo scusa ai tifosi nostri, soprattutto a quelli che si sono sobbarcati la trasferta, e mi dispiace aver offerto uno spettacolo così, perché sinceramente non siamo questi, non vogliamo essere questi. Capita, quelle post Natale sono sempre strane, però non deve essere una scusante. Sinceramente abbiamo fatto un primo tempo veramente di basso livello, abbiamo iniziato troppo frenetici e nervosi il secondo, poi siamo arrivati a 10, a 12, a 5 e mezzo dalla fine, e sinceramente avevamo anche l'inerzia per fare meglio, poi un paio di situazioni discutibili, però poi alcune nostre scelte non ci hanno premiato per avvicinarci ancora di più, e poi Agrigento è stata molto brava. Sembra esagerato fare complimenti a Biella, magari loro sono un po' amareggiati per la partita, però in realtà hanno dimostrato il perché sono primi in classifica meritatamente, perché a un certo punto avrebbero potuto mollare, non l'hanno fatto, sono rientrati, avrebbero anche potuto riuscire a gestire la differenza canestri dell'andata, e quindi merito a questa squadra. Oggi devo dire che hanno trovato una squadra, ovvero la Fortitudo Agrigento, molto determinata. Sarebbe stato difficile per tutti giocare contro i miei ragazzi oggi. Abbiamo impattato bene, i ragazzi erano molto concentrati, al di là del discorso piano partita, tattica e robe varie, ho trovato dei giocatori sempre pronti a fare un extra sforzo in più per aiutare un compagno. Ho trovato anche una squadra disposta rispetto a alcune uscite a passarsi anche di più la palla in attacco, cosa che contro una difesa come quella di Biella, molto atletica, non è per niente semplice. Chiaro che la difesa del primo tempo, ovvero subire 13 punti nel primo tempo, 9 nel secondo, ha indirizzato molto la partita. Altrettanto vero che poi gestire 20 minuti era pericoloso. Noi non siamo obiettivamente una squadra che può gestire i vantaggi, perché siamo una squadra che ha bisogno comunque di giocare col proprio ritmo per trovarsi a suo agio, e loro sono comunque rientrati per merito.
interessa poco se con individualità o meno, sono rientrati con grande determinazione. Noi lì avremmo potuto obiettivamente accontentarci di vincere la partita, perché poi è quello l'obiettivo, e siamo anche riusciti a farlo bene, con un divario che tutto sommato rispecchia un po' anche l'andamento della stessa, quindi siamo molto contenti. È stata una partita molto dispendiosa dal punto di vista fisico, mentale, devo dare atto ai ragazzi perché sono riusciti a non mollare mai e sono molto contento per loro. È chiaro che in casa abbiamo un rollino di marcia buonissimo, perché abbiamo purtroppo perso solo una partita, quella con il derby con Trapani. La realtà è che quando hai giocatori che hanno la disponibilità a seguirti, hanno la disponibilità a rinunciare a qualcosa di loro per metterlo nel gruppo, chiaramente questo lavoro diventa più facile, ma questo al di là del giocare bene e male, del vincere o del perdere, ci vuole la disponibilità dei ragazzi, ed è una frase che sembra scontata, però in realtà loro hanno una carriera individuale alla quale badare e non è così scontato che rinuncino a qualcosa per il gruppo, e questi ragazzi lo stanno facendo dal primo giorno, quindi devo dare comunque merito a loro per questo, nella maniera più assoluta. La mia squadra, la nostra squadra, anzi scusate, però di tutte le squadre che lavorano molto, cioè che puntano molto sul lavoro, sia sulla qualità ma soprattutto sulla quantità, sul sacrificio quotidiano. Tutte queste squadre, ce ne sono altre, e ripeto, al di là dei valori, al di là della classifica, fanno sì che poi non si molli mai, perché quando tu ogni giorno fai 2 allenamenti tutti i giorni, e sempre al massimo, e sempre pretendendo qualcosa in più, è chiaro che poi hai un ritorno, e quando ce l'hai in queste partite. Il connubio che si è creato col pubblico è una cosa che chiaramente ti fa giocare in maniera diversa. E si avvicina la notte di San Silvestro, in tanti accoglieranno il nuovo anno con i fuochi pirotecnici. Noi, per saperne di più, in particolare per sapere di più anche su alcuni consigli che possono rendere più sicuro questa attività, l'attività dello sparo dei fuochi pirotecnici, siamo andati ad Acquedolci. Cosa significa libera vendita? Quindi a chi possono essere venduti questi articoli? La libera vendita viene venduta a bambini che hanno compiuto il 14° anno di età. Come per esempio alcuni petardi come queste qua, Pop Pop, che sono della categoria F1, che vanno cedute, come ripeto, alle persone che hanno compiuto il 14° anno di età. Mentre qui troviamo tutta un'altra serie di articoli che sono destinati a un pubblico più adulto. Sì. Per esempio queste qua già sono fuochi di categoria F2 quinta C, e l'accensione e la vendita è soltanto a maggiori di 18 anni, a persone che hanno compiuto il 18° anno di età. Come le scatole, le batterie da 100 colpi, da 50, qua per esempio c'è una piccola dimostrazione di batterie da 100 colpi, per esempio anche le moschetterie, che sono queste qua, le Rambo, i razzi, gli altri tipi di moschetteria, o per esempio anche le candele romane, che sono dei getti di comete, vanno ceduti soltanto a un pubblico di maggiore età, che abbia compiuto l'età di 18 anni, che già si parla di quinta categoria, gruppo C. Si possono trovare in vendita, in commercio, prodotti simili che magari non hanno le certificazioni necessarie. Come distinguere un prodotto che ha la certificazione da uno che magari non è sicuro? Innanzitutto un articolo pirotecnico acquistato in maniera giusta deve essere innanzitutto acquistato in un negozio autorizzato con licenza prefettizia locale. Va vista l'etichetta di controllo del fuoco d'artificio, dove richiede l'importatore, la fabbricazione, l'anno di fabbricazione, la scadenza e come poter fare usare al meglio l'articolo pirotecnico. Ci vuole gente esperta nel mestiere per spiegare ogni singolo articolo pirotecnico. Anche parlando della libera vendita ci vogliono anche delle nozioni. Sono quindi articoli con le certificazioni, quindi articoli sicuri, ma ci vuole anche qualche precauzione particolare? Sicuramente, per esempio le scatole di fuochi d'artificio vanno sempre bloccate, anche per esempio tipo una scatola di questa qua, una 100 colpi, è già pesante di suo, e come vedete toccando anche la legatura di ferro filato va sempre bloccata,
ai lati della scatola pirotecnica per non far sì che possa anche deflagrare, aprirsi o ribaltare. Questa di ribaltamento non se ne parla neanche, di deflagrazione, però io lo dico anche a persone che sono meno esperte nel settore di prendere sempre precauzioni, perché qua si parla di materie esplodenti. Bisogna fare delle raccomandazioni anche a chi magari trova un articolo del genere inesploso, lo trova appunto magari in giro per terra, magari lo raccoglie, bisogna evitare proprio di fare questo gesto. Sicuramente sì, perché con l'esplosivo non si scherza e si devono prendere sempre delle serie precauzioni quando si trova un articolo pirotecnico inesploso a terra. Bisogna chiamare sempre persone esperte del mestiere per vedere la rimozione o la distruzione dell'artificio pirotecnico. Il consiglio quindi di prestare molta attenzione e soprattutto di rivolgersi a persone esperte, a negozi abilitati alla vendita di questi articoli. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.